Vedete quanto può un pelo di femmina. Due paladini che sono due peleri, per causanza della bella Angelica, sono diventate due nemici feri. Eccoli in campo, uno contro l'altro, che cercano mangiare seppellupi. Io quasi 3 giorni che combattono. Oh, io non sono quasi devo opere dei pupi, ah. A chi sta che conta è vera storia, scritta sopra dei fatti naturali. Da un cappuccino che campava all'epoca e vedevano tutto tali e quali. Orlando a un certo punto era stanchissimo, mentre Sinaldo ancora ci agguantava per la scagione che essendo più singolo faceva meno sforzo e non sudava. Ma chi con la lingua era un santissimo diavolo e cercava di avvelirlo dicendoci: come che ti giustifichi bene? Dove ne ti vengono? Dimmelo. E pare che non lo saccio mo lo fauso, che si lo pace eterno de spadazza, che ci venne sta tutte le tue femmine, anche la stoppa delle matarazza. E intanto fischiò la spada all'aria e desse un colpo d'accussicciamento che se Rinaldo non faceva un sabato era perduto irreversibilmente. Questo però si piglia la provincia dei ci dici: va bene, ma ora va. Semma saputo fare tanti piccioli segno che tengo molta abilità. A tu con tutto caso è potentissimo, parenti dello stesso imperatore. Ecco che si è ridotta per scavosi, come se fosse un tinto muratore. Talia dallo specchio, gran ridicolo. Vedete questo tuo nasone storto? Io avevo ragioni, la ligiata angelica che non sente per te a nudo trasporto. Aspetta, che mi abbasta l'anima, con un colpo solo della mia fusberta, di apparaggiare di questa tua preboscia. Oh. E così dicendo si inguarrettò alla svelta, fece girare l'arma come un animolo e quando si adunò che il solo vento che procedeva rinfrescava l'aria, fece calare lesto il suo fendendo. Orlando rinisce a pararlo subito, che avendo un di sopria la friscanzana, s'aveva quartiato in modo energico, aveva alzata la sua trullintana. E quando si adunò che nello scindere la spada di Rinaldo aveva azzeccato dentro il terreno e non poteva escere, disse: oh potente Dio sacramentato, è arrivato l'ora tua pre nobis Rinaldo, ti può fare il tuo debutto. E con un colpo di spatancia insupida lo butta al suolo, quasi tramortuto. Ah, vile, ci disse quello Nesso Sirisi, come se fosse un gnatto suriano. Questa è la tua verità, che vuoi ferirmi mentre che sono senza spada a mano. Ah, si la riconosce al ripardismo, potente vili e figlio di Baggiana. Non foste tu che ci faciste il zaino, dal monte sotto la fontana. Prenditi la distanza, e se sei abile, vieni ci faccia a faccia, e pugno a pugno, che ti riduce questa faccia giallina e tappiata, peggio di un cotugno, sì spavaldoso che tu sei, ci arrebbe cavollando paladino, eccomi qua, ti voglio far provare il mio terribile brando e la forza di codeste mani. E nel contempo tutte e due si arrassano, pigliano ciate con le 4 braccia, sollevano le spade sopra i crani e ognuno si parte in atto di minaccia. Cocciate all'urto, le 2 spade si incrociano, sadono l'ermi suoi ben presto rotti e cadono storditi ambo